Le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza riprendono chiaramente il 17enne che spinge la carriola, confermando di fatto quanto ha confessato agli investigatori. Lo ha ribadito in queste ore il procuratore di Pordenone Pietro Montrone. Al momento, spiega, è escluso il coinvolgimento di terzi, ma ci sono delle esigenze di approfondimento che potranno essere effettuate solamente al rinvenimento della salma. Il 17enne dunque rimane per ora l'unico indagato, reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni, accoltellata a morte e poi gettata nel canale. L'accusa gravissima, omicidio volontario. Ora il giovane si trova in una comunità per minori della provincia di Treviso. Chi lo ha visto prima del trasferimento nella struttura parla di un giovane che sta progressivamente prendendo coscienza della gravità del suo gesto. Dopo la consegna degli atti per la richiesta di convalida del fermo da parte della Procura dei minori di Trieste, ci saranno altre 48 ore per fissare l'udienza. Gli investigatori intanto continuano le indagini per ricostruire quei drammatici momenti quando il 17enne, dopo l'ennesimo litigio per questioni di eredità, tensioni che aleggiavano da tempo in famiglia, ha estratto il coltello e colpito a morte la zia. Teatro della mattanza, la legnaia, la villa intera rimane sotto sequestro. I cittadini, ancora attoniti per questa tragedia, spiegano che proprio quella sera c'era la raccolta di rifiuti proprio nel ponto dove è stato gettato il corpo. Questo forse spiegherebbe perché la carriola, con il telo che copriva il corpo della donna, sarebbe passata inosservata. Ci sono però ancora molti punti da chiarire nella ricostruzione dell'omicidio. Un testimone avrebbe riferito di aver visto il padre portare il 17enne dal medico venerdì per delle ferite al braccio destro e una possibile contusione. A San Stino intanto resta fra tutti un nodo alla gola, lo sforzo per non piangere di fronte a tanta crudeltà. Sono cose che purtroppo nella società di oggi, io ho un nipote della stessa età, quindi può immaginarsi che cosa provo in questo momento. In queste ore è un pellegrinaggio continuo nella villa della vittima, amici, allievi e conoscenti. Dopo i primi fiori e messaggi lasciati dai suoi allievi, sono stati portati altri omaggi ed altri biglietti, pensieri in ricordo della vittima. Ci sarà un momento di preghiera nella scuola media dove la 53enne insegnava. L'istituto ha deciso di concedere agli allievi che non se la sentono di spostare l'esame di terza media alla prossima settimana.